Ritornano le meraviglie cantate, il nostro progetto Piccola Stagione Musicale che si apre ad aprile e finisce a dicembre col grande concerto di Natale, che quest'anno sarà il 26 dicembre come sempre qui in Santa Barbara, e poi a Revere nella bellissima chiesa dell'Annunciazione con la Missa in Tempore Belli di Haydn e Exultate Jubilate. Ma abbiamo voluto, io personalmente, riprendere, dopo tanti anni ho avuto la fortuna, l'occasione di fare la messa arcaica in uno o due concerti con il maestro Battiato, e avevo pensato da tempo di riproporla. E quindi con Apogeo Orchestra, il nostro coro ricercare ensemble, ho contattato il maestro Privitera e siamo orgogliosi e contenti che facciamo questo concerto dopo la scomparsa di Franco Battiato nel 2021, e l'ultima volta che fece un concerto fu proprio la messa arcaica nel 2017. Franco Battiato molto ispirato, molto spirituale, che noi abbiamo affrontato con grande impegno, grande studio, e sarà un piacere condurre questo concerto con la collaborazione del maestro Privitera. Abbiamo l'onore di avere il collaboratore di Franco Battiato, compositore che ha collaborato con il maestro per 40 anni, il mezzosoprano solista Marina De Liso e Fabio Cinti, un cantante che sta proseguendo un po' la linea del maestro Battiato. Che siamo angeli caduti in terra dall'Eterno, senza più memoria, nei secoli dei secoli, fino a condannata guarigione. Franco ha composto diverse opere liriche e tra le opere ha scritto questa messa nelle 5 parti del proprio missa in latino, e proprio la prima fu eseguita nella Basilica di San Francesco d'Assisi in Assisi. Poi seguirono 2 anni di tour perché fu eseguita in luoghi in location che non erano mai stati concessi a nessuno, quindi fu un grandissimo successo, e come ha detto Massimo prima, fu stranamente l'ultimo concerto di Franco. Nei vestiti bianchi a ruota echi delle danze sufi, nelle metro giapponesi oggi macchine di ossigeno, più diventa tutto inutile, più credi che sia vero, e il giorno della fine non ti servirà l'inglese. E sulle biciclette verso casa la vita ci sfiorò, ma il re del mondo ci tiene prigionieri del cuore. Col maestro Battiato abbiamo fatto delle bellissime esperienze artistiche negli anni 90, perciò appunto voglio ricordare questa cosa perché è molto importante, e speriamo insomma che la gente che viene stasera si diverta, insomma. Sostituire Battiato, tra virgolette, è una responsabilità abbastanza grande, perché non è così facile come probabilmente da fuori possa sembrare. Per me ovviamente è un onore, non vedo l'ora, ecco, ogni volta che mi chiamano per fare queste cose. La messa arcaica in particolare è abbastanza complessa, sia per i musicisti che per la voce, anche se ha 2 parti brevi. Poi questa sera faremo anche l'Exultet, che è preso dall'opera Gilgamesh del 92 di Battiato, che è un bellissimo brano. E poi le canzoni mistiche, insomma sono tanti anni che io canto Battiato e mi fa piacere che sia stato scelto anche stasera. Perché sei un essere speciale.